ritrovati a nuovi aggiornamenti flash di New Sicilia. Finisce in amministrazione giudiziaria Eurospin Sicilia SPA, la società per azioni con sede nella città di Catania, con un fatturato annuo di circa 900 milioni di euro e 2.500 dipendenti, per lo stabile rapporto con esponenti della realtà mafiosa 'ndrangheta o collusi con questa, che avrebbe favorito l'esercizio delle attività economiche dell'impresa. E rimaniamo a Catania, dove il questore ha emesso un provvedimento sospendendo per 15 giorni le autorizzazioni per la gestione di una discoteca situata nei pressi del porto, a seguito di quanto accaduto durante la notte del 13 marzo. Diverse telefonate giunte al 112 segnalavano una violenta rissa all'interno del locale, con l'esplosione di colpi di arma da fuoco causata da un gruppo di giovani che ha aggredito il barman della discoteca perché si era rifiutato di somministrare gratuitamente da bere. I carabinieri del NAS hanno eseguito una serie di controlli nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani, verificando la corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle mense scolastiche. Sono state ispezionate 34 aziende, di cui 11 sono state trovate irregolari. Segnalate alle competenti autorità amministrative 12 persone e contestate 21 sanzioni per un valore di circa 8.500 euro. Sono stati inoltre posti sotto sequestro amministrativo 210 kg di alimenti irregolari. È stata accolta dal Tribunale Civile di Catania la proroga di 45 giorni dell'esercizio provvisorio di Publi Servizi. 3 curatori giudiziari della società partecipata hanno revocato la procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 17 febbraio. È quanto è stato appreso questa mattina dalle sigle sindacali convocate a Palazzo della Regione dal Centro per l'Impiego di Catania per la conclusione del procedimento che avrebbe dovuto portare alla definizione degli oltre 330 licenziamenti. Ed è tutto per questa mattina. Nuovi aggiornamenti flash nel pomeriggio alle ore 16. A più tardi.